Buonasera e benchiatas a Novis. Il Comune di Udin alle domande l'intervento dall'esercito per garantire la sicurezza in qualche zona della città dopo i diversi episodi di violenza che hanno portato arresti e feriti. L'ultimo, in ordine di tempo, martedì di sera, con 12 persone chietati e malmenati a poche distanze dal ponte di pronto intervento delle polizie locali. In te occasione è stato ferito un agente, 5 le persone arrestate. Il sindaco Fontanini ha chietato questa mattina rappresentanze delle forze dell'ordine e il prefetto Marchesiello per domandare misure straordinarie. Le forze dell'ordine hanno sclarito che saranno intensificati i controlli in zone di borstazione in te fine settimane. Intanto è stato validato l'arresto di 4 dai 5 fermati per baruffe di martedì passato, 3 di questi, 2 pakistani e un afgano, sono agli arresti, intanto che il quarto, che è il più giovane, è stato dispresionato. Uno dei 2 pakistani di 44 anni è accusato anche di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale. La baruffa è saltata fu proprio davanti dal presidio delle polizie locali, quando un pakistano di 26 anni ha domandato aiuto ai sguardi perché era corrotta di 6 o 7 persone. Quando è stato chiappato e saltate le baruffe, che è stata coinvolta anche un'azienda di polizie locali. Il limite al prezzo del gas è un primo passo in denant. Non consente di calcolare che il pic dal prezzo è passato e che potrebbe essere una calata. A dirlo è stato il presidente regidore di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Gianpietro Benedetti, intervenuto a Treviso al Family Business Forum. Secondo Benedetti, il price cap è un fatto temporaneo che sarà aggiustato in relazione all'andamento del mercato. Il presidente del gruppo Danieli ha anche commentato sul conflitto in Ucraina. O pensi o speri che nei prossimi voti di mese sia una sorta di tregue con i principi di ricostruzione del paese, l'ha detto Benedetti, taccante delle infrastrutture e delle schiasis. A Udine è stato stabilito l'obbligo di tenere puerti e barconi scerati in desbutteghi e in tai locali del centro. A firmare l'ordinanza è stato il sindaco Fontanini che ha appuntato su questa decisione per limitare i consumi e le stracciaris e gentarsi esercenze che hanno spazi all'esterno. L'ordinanza entrerà in vigore di lunis, quando si impierà in plans di riscaldamento. Più di 70 tonnellate di pellet sono stati sequestrati da Guardia di Finanza di Trieste per mancanza di certificazione o documentazione false. Il LEN veniva dall'Est Europa e il sequestro è stato fatto su 3 diverse spedizioni. Le prime dose, con più di 3.000 sacchi pronti ai vendite, non presentavano le indicazioni per vendite in comunità europeane. La terza chiama invece presentava boi di qualità contraffasse e per questo è saltata anche la denuncia. Manifestazione unitaria di CGIL Cisle Will a Roma per ribatti la divisione di interventi per garantire più sicurezza sul posto di lavoro. Per ciò che riguarda la nostra regione sono calati i numeri di incidenti sul lavoro mortali ma sono cresciuti su nevore feriti. I numeri sono preoccupanti, ha commentato Renata Della Ricca di Cisle, o frontin sulla formazione dai dipendenti. 4 news mieci sono stati quest'anno del giunta regionale per sguardi dal FUC. I 4 mesi saranno destinati ai distaccamenti regolati San Denel, Codroi, Pelignan. Presenta e consegna dei mesi l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, che ha detto che la nostra regione può svantare una collaborazione forte tra le diverse istituzioni e servizi delle comunità. È stato aperto al pubblico il parco archeologico di Faida in tal Kurdistan irachiano, creato dal lavoro dell'Università di Udine. Il cur del parco è un tratto di 10 km di un'infrastruttura per il trasporto di aghe costruite dagli Assirs, con un basso rilievo gigantesco che ritrae il re in preghiere davanti ai 7 divinità del Pantheon. La struttura è stata costruita più di 2600 anni in daure e serviva a portare l'aghe dal fiume Tigri in zone più interni dal Ream Assir. L'opera di schiaffo dell'Università di Udine è scominciata nel 2019 e ha permesso anche la creazione di un museo digitale visitabile in linea dal DUT.
Fermare le crescite dai furlanofons anche con strumenti innovativi, tant che il traduttore automatico furlan italiano su Google. La ricerca l'emergiut de taule taronde su promozione e valorizzazione des minoranci linguistici a Udin. La conferenza di UE è stata un evento importante per discutere che sono le azioni che sono già state fatte, ma soprattutto le azioni che si hanno di fare per portare in avanti tutte le lingue minoritarie della regione, che sono il furlan, il sloven, il tedesco, che stanno alla fonte delle nostre specialità regionali, per la quale alla fonte anche dal sviluppo economico dal nostri territori, perché proprio la specialità regionale ci permette di intervenire all'economia, intervenire in vari settori che fanno in modo che le risorse restino qua e appunto spingerle per le esigenze che abbiamo per da buon. La giornata è stata strutturata con una parte di binore per gli interventi tecnici e il dopo di misdì perché i politici, perché naturalmente come tutte le politiche pubbliche anche la promozione delle lingue si fonda sulle SLE, sugli assi amministrativi e alle iuscalse di così. Credo che insomma, il ruolo che svolge l'amministrazione regionale, quindi anche il Consiglio e anche le giunte regionali, sia fondamentale. Dopo tutto il passaggio attraverso la scuola, ma anche il tessuto economico, è un disegno, una banda che è poi considerata, anche il fevelà all'interno delle imprese e dell'attività produttiva non credo che sia banale. Sappiamo che non vincono tanti di perdi, perché che fevelà in Furlan a rischio di sei sempre di mancul. E allora è importantissimo dai gambes alle strutture che hanno implementato il piano di politica linguistica, prima di tutto l'ARLEF, che deve una struttura stabile, con personale adeguato, competente, e dunque quello è un passaggio fondamentale. Sicuramente fondamentale è il mondo della scuola, e dunque la certificazione delle competenze, perché chi insegna in Furlan a scuola è un passaggio che non possiamo pure rimandare, e speriamo che si rivede per la chiesa prima possibile. Sarà ricordato domenica in tal cimitero di Tualis, dove le sepolite Pierluigi di Piazza, il sacerdote pari dal centro Valducci di Ciuian, morta il 15 di mai. Sarà un momento di incontri alla sclarita il fradi Vito, per avere cure, fiducia e speranze per chiaminare sulle strade dei nostri svitis. In tal corso dal dopo di misdia saranno letti riflessioni accompagnati di momenti musicali. E per usgnotta le dut, novi saltorne lunis, sempre stesse ore. Mandi e buone serate dei Biodisi.